massima soglia di attenzione in Sicilia a fronte dell'avvento dell'ondata di caldo straordinaria, l'intervento video del capo della Protezione Civile siciliana, Salvo Coccina. Si tratta della prima ondata significativa di calore che la Sicilia subirà, a differenza delle regioni del nord, della Francia e della Spagna, che invece le hanno subite pesantemente con temperature molto alte nelle settimane scorse. Non arriveremo a temperature altissime ma consistenti, e per cui abbiamo ritenuto opportuno emanare questo primo avviso straordinario. Si tratta appunto della prima ondata che può cogliere qualcuno impreparato. Il significato dell'avviso è di far sì che tutti i comuni, siano i sindaci, le strutture operative, ma anche il volontariato, sia preparato allo scenario che si prefigura, che ripeto però per tranquillizzare tutti non è severissimo, e però è da prendere in considerazione. Quindi i sindaci devono individuare, come fanno sempre, dovrebbero fare, i soggetti fragili e eventualmente individuare i locali in cui portarli nelle ore più calde, quindi locali climatizzati pubblici o centri commerciali. Alcuni comuni, come le Siracusa e Palermo, hanno individuato i cosiddetti rifugi climatici, che sono degli edifici condizionati che possono accogliere un numero di persone considerevole. Queste sono le misure di assistenza alla popolazione e le raccomandazioni che i sindaci devono dare alla popolazione: di evitare di permanere nelle ore calde, evitare le attività lavorative all'aperto, a parte le misure già attivate dall'assessorato alla sanità, ma sono misure sanitarie che riguardano le aziende sanitarie, i pronti soccorsi e gli ospedali. In questi stessi giorni, a causa dell'innalzarsi delle temperature, che ripeto non saranno elevatissime, comunque supereranno i 40 gradi, specie nella Sicilia centro-orientale, nelle zone interne e nelle pianure, il rischio incendi aumenterà, ma non sarà per fortuna accompagnato da forti venti, per cui non avremo valori elevatissimi. E si raccomanda comunque sempre una prudenza, un'attenzione dei cittadini, soprattutto a segnalare comportamenti sospetti, perché è la mano umana che provoca gli incendi. Quindi chiediamo anche la collaborazione dei cittadini. Il Dipartimento della Protezione Civile sta facendo comunque un'azione di pattugliamento del territorio, di presidio del territorio, per individuare appunto comportamenti anomali e segnalarli. La presenza sul territorio funziona da deterrente importantissimo rispetto a piromani o a incendiari, o comunque azioni appunto che innescano gli incendi. Il pattugliamento del territorio a cura dei volontari è un'azione di prevenzione importante, che ha consentito una riduzione del numero di incendi. Purtroppo sono numeri che non si possono dimostrare questi, ma l'abbiamo visto, e di contro il dispositivo è sempre attivo a supporto dei vigili del fuoco e del corpo forestale nello spegnimento.